Ecco qua. Nel frattempo che aspettiamo Stefano, io ho sciolto un cane. Un cane che stava dormendo, adesso la condividiamo questa qua. Tanto comunque dobbiamo aspettare Stefano che si connetta, visualizza su YouTube. Adesso siamo un po' con gli amici, va bene? Tanto comunque dobbiamo aspettare. Ecco qua. Si è appena svegliata ma ha sonno? Nel frattempo che ci intratteniamo, perché io sento il mio audio, devo chiudere qua. Vediamo se si è effettivamente condivisa. Devi fare la pipì? Oggi è morbidissima perché è tranquilla che è andata giù, ecco. Uno spettatore attuale perché sono io stessa che mi sto guardando. Il bello della diretta. Iniziamo così questa diretta che dobbiamo fare, intratteniamoci. Nel frattempo io effettivamente ho sciolto un cane. Intratteniamoci e aspettiamo Stefano. Di cosa vogliamo parlare? Del libro che abbiamo scritto? Mh? Di cosa vogliamo parlare? Sarebbe più giusto comunque parlare con Stefano perché così è nata l'esigenza di questo dialogo. Mh. Io ho scritto un libro, ne ho scritti tanti, ho scritto tanti libri di poesia e ultimamente ho scritto un altro libro di poesia. Con la poesia mi trovo proprio bene, veramente ormai sono entrata in quella forma automatica di saper riconoscere quando effettivamente è il momento di scrivere una poesia, quando va scritta, come va scritta. Io non bado molto alla metrica, non bado se effettivamente suona meglio in endecasillabo o in settenario, no. Se è più giusto mettere un enjambment, un'allitterazione rispetto che un'anafora o una metafora, no. Io e la metrica non è che, andiamo tantissimo d'accordo. Credo che la poesia ormai sia talmente, ehm, intrecciata alla mia natura che non fa tanta differenza con altre operazioni insomma della natura, come respirare, mangiare, quindi è così connaturata la mia natura alla poesia che non fa alcuna differenza con le operazioni meccaniche della biologia, del bioritmo. Per esempio Briciola io ritengo che adesso debba fare pipì, perché lei quando si alza deve fare pipì. Non mi farà pipì addosso, addosso non me la farà. Quindi sì, quando è il momento in cui io scrivo una poesia? Mh. Ci sono anni per anni io non ho scritto, per anni non ho scritto. Ad esempio il periodo che sono stata a Montpellier, il periodo della laurea magistrale, il periodo insomma, più legato allo studio della scienza, io non ho scritto. Mi ricordo quando stavo a Montpellier che avevo modo di parlare il francese, quindi leggevo molto Prévert, molto, leggevo in francese e quindi mi capitava anche di fare delle piccole esibizioni leggendo Pasolini in francese oppure Prévert. Però in quella sede ho scritto delle poesie veramente aberranti, come ho fatto nella mia vita. A casa dei miei, quando avevo quell'armadio orrendo, che prendeva quasi tutta la parete, avevo degli scatoloni pieni di poesie, scatoloni pieni, pieni di poesie, perché poi i computer si sono danneggiati, nelle memorie non c'è più niente. Scatoloni pieni di poesie, veramente, che cosa si intende? Proprio scatoli interi a formare grattacieli nell'armadio, pieni, pieni di poesie, poesie di ogni genere.
verso libero. Comunque se dovessi rispondere a un'intervista, se c'è stato un momento della mia vita che abbia abbandonato realmente la poesia, credo che questo non sia stato proprio mai. La poesia proprio è connaturata al vivere, veramente. Ora, ad esempio che è stato il momento preciso di scrivere un libro, io ho ho tirato avanti, perché l'ispirazione era accesa, è un momento fertile per la mia ispirazione, perché è legato anche a un forte cambiamento. Quindi fondamentalmente adesso sto parlando dei libri che vengono dopo, però è anche questo libro qui. Questo libro qui che cos'ha di particolare rispetto agli altri libri che ho scritto? Non saprei perché i poeti dovrebbero parlare poi col senno di poi. Vediamo Stefano che fine ha fatto. Ma non è che c'è un limite qui. Non lo so, si sta sviluppando in una specie di talk. Eccolo qui. Mamma mia, speriamo che si senta. Stefano, ti senti? No, ma perché io non lo riesco a sentire pure prima? Ma allora è un problema del mio computer. Ma scusa, tu adesso hai un altro computer? E com'è possibile che io non ti riesca a sentire? Attiva. Ma io ho sempre fatto le dirette StreamYard così. No, ma allora è qualcosa dell'impostazione. Stefano, comunque siamo in diretta, adesso, perché questa era già diretta. Perché io stavo facendo già una diretta. Non lo so. Ecco! Ecco. Pronto? Eh. Mi sentite? Sì, pure Briciola ti sente. Ah, ok. Mi fa piacere. Allora adesso sistemo un po', sistemo da qualche parte questo, quindi siamo già in diretta. Aspetta, adesso sistemo questo aggeggio su una superficie più stabile. È stato complesso, però alla fine. M'ho lasciato, vabbè. Comunque stavo dicendo, sì, ho scritto questo libro senza manch'io sapere come, cioè non so perché ho scritto questo libro. No, vabbè, ho scritto questo libro perché ero, mossa nello scrivere questo libro, era il momento di scrivere questo libro. In realtà il libro nasce da un'ispirazione diversa. Io sono venuta qui nel 2022 ad Asciano, quindi vivo completamente sola, in un posto sperduto dal mondo. L'ospedale più vicino è Nottola o Siena. Queste esperienze mi hanno formata molto. Il deserto è dentro di me, l'ho detto anche nell'intervista a Jonathan Rizzo. E da lì era nato un libro. Aspetta Stefano. Si sente? Si sente? Io di nuovo a te non ti sento, ma perché? No, allora qua c'è scritto impossibile riattivare l'audio del tuo ospite perché sta 2 volte scritto perché è stato lui a disattivarlo. Attiva l'audio Ste. Ah, ora? Ecco. Ah dai, Ah, ci ecco sta. qua. Ci sta. Ma che era successo prima? Sciogliete le rime, si stanno sciogliendo le rime, che ti devo dire? Piano piano si sciolgono, poco alla volta. Allora. Ma è proprio è doveroso sciogliere queste rime. Per me si potevano pure non sciogliere. Per me. Ci Sono proviamo a anni che scegliere. sta sciogliendo niente. Credo il sangue di San Gennaro qua. Si deve sciogliere il sangue di San Gennaro, secondo me, però.
Qua Allora, abbiamo condiviso su Facebook, quindi chi è che sì, chi è ma che clicca ci non è il vede. caso che ricominciamo da capo? No. Adesso vai a ricominciare da capo. Oh, Ah, vai a vabbè. scegliere tutto il sangue di Allora, San Gennaro. non Allora, ricominciamo da capo. Allora, continuiamo come stiamo facendo. cominciamo da capo. Vediamo un attimo se così ci vediamo meglio, sì. Io non mi piace come sto perché Aggiusti, ah! E si fa! Ma perché devi fare pipì? Forza devi fare pipì. Ti ho mostrato il mio diamante, hai visto? ho Quella visto, sì. la mia diamante, il mio diamantino. Eh, Senza di lei sono niente. ecco qua. Immagino, i cani sono quello che sono. Allora, Mh-mh. io sono pronto adesso. Okay. È un dialogo, quindi partiamo già dal presupposto che i nostri spettatori ci conoscono, però ci dovremmo presentare, sarebbe più giusto. Sì. Mi chiamo Sabatina Napolitano, età classe 89 e quindi età 36. Sono poeta da che viene detto dal 2010 penso, dalla prima raccolta poetica pubblicata con un editore napoletano, di cui io non avevo alcuna coscienza, né dell'editore né di me stessa, né di chi ci stava lavorando all'interno, stava facendo il dottorato all'interno, quindi ero veramente innocente così come lo sono o tuttora. Quindi io ho cominciato comunque a scrivere poesie effettivamente a 18 anni, quindi ho pubblicato, si può dire, a 19, quindi da lì è stato l'esordio. Non è stato nessun esordio accademico, nessuna strada, insomma, fatta per concorso. Era un concorso quello, però non c'era dietro tutta una logica da parte mia, una logica mirata al successo, comunque alla carriera, no. Questa sono io. Da quando ho cominciato a scrivere non ho più finito, perlomeno per la poesia, e quindi in questa sede parlerò di quest'ultimo libro pubblicato con Stefano Donno che si chiama Cantico degli amanti nella parte del marito. Prego. Perdonami, Perché si è bloccata l'immagine? Perché si è bloccata l'immagine di Stefano? Perché si è bloccata l'immagine di Stefano? sei bloccata. Ah, ecco qua, ti vedi, dai. No, dicevo, non c'è una diretta su Facebook? Sì, ho condiviso anche il link. La diretta è anche Ah, su Facebook. Sì, no, volevo condividerla, però non ci sono sì, vai, riuscito. vai sulla mia Non la, pagina. non la trovo, non la trovo. Aspetta, sto Non cercando. trovi la pagina Facebook? No, la pagina Facebook la trovo, ma non vedo il Io, tuo. un attimo io. Aspetta, fammi. Magari girami il link. Girami il link del video così io lo condivido. Si sgamano gli Sulla mia sfondi, si pagina. sgamano gli altarini. Allora, Perché non, vabbè, non lo vedo sulla tua pagina. allora, fammi prendere bene il telefono in mano perché dicono che io le mani non ce l'ho buone. Aspetta, fammi prendere bene il telefono in mano. Allora, vediamo. Fammi prendere bene questo telefono in mano perché dicono che io non sono avvolgente in queste mani, dai. Ma perché ti Ok. blocchi con l'immagine? Perché si blocca l'immagine? Non lo so, mo si è sbloccata? No, ti vedo sempre questi occhi luminosissimi, verde acqua, però Mo si è sbloccata? Mo si è mh, sbloccata. No, o si blocca quando io tolgo la. Però aspetta, mi hai mandato il link, giusto? già. Allora io condivido un attimo il link e poi dopo forse non si bloccherà più Sì, perché si condividi il link blocca. sulla tua pagina, adesso lo do Sì. anche agli altri che mi hanno chiesto. È di YouTube, quindi. Sì, YouTube però c'è anche cioè si può vedere anche su Facebook. Sì, però sì, lo metto su Facebook Mh. ok. Però sai, secondo me mi trovo meglio a salvarli su YouTube, Sì, sì, perché, sì, 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 sì. sì, hanno più su Facebook, non lo so, è più difficile reperire. Poi Mm, sai come vanno queste cose, assolutamente sì. hanno come una sorta di Vediamo un accadimento, po'. cioè le nostre parole sono qualcosa di suonano come accadimento futuro, non lo so. Sì, Mh. ok. Pubblica. Ho pubblicato, post condiviso, in teoria dovrebbe. Però. Boh.
si vede una cosa un po'... Va bene, ci siamo occupati, Proviamo. dai, degli spettatori, però siamo in ritardo, quindi dovremmo chiedere scusa a chi ci ha cercato. Sì, chiediamo scusa. Non hai condiviso bene perché secondo me era il link mio, non lo so, poi vedremo, dai. Questa si vedrà poi a posteriori, no? Stefano, ti vedo bloccato, come mai? Sblocca un attimo questa immagine. Mi preferisci nella nebbia? Guardo, ecco qua, adesso si è sbloccata, sì. La nebbia? No, stai bene al naturale, dai. Nebbia o senza nebbia? No, senza nebbia, senza nebbia, dai. Senza nebbia, visto Allora, che tu veniamo a sei un noi. curatore d'arte, parliamo un attimo di cose abbastanza serie. Tu Eh, sei un curatore d'arte, vabbè, diciamo che hai letto io... tanti dei tuoi libri, tu sei un esperto d'arte, sei un critico d'arte. Quindi eh, adesso siamo in quello che mi piace, nel mondo che mi piace. Al di là sono della partito da questo tipo di formazione, insomma, una formazione storico-artistica, anche se io comunque ho sempre scritto, tu dici, da 18 anni, io proprio da 6-7 anni, ovviamente come si può scrivere poesia o racconti a 6-7 anni, e per anni diciamo che non ho tirato fuori questo tipo di vocazione, e poi piano piano mi è venuta fuori, prima con dei racconti che erano ispirati ai sogni loqui, una raccolta del 2018, poi un'altra raccolta nel 2019 che era Morfologie, e vabbè, poi quello che io chiamo un oggetto narrativo non identificato, nel senso che non mi piace parlare di romanzo. Il riferimento non Eh, è all'editore Stefano Donno, che ultimamente si sta concentrando sulla ricerca degli UFO, perché vedo che... no, sì, ok, no, l'oggetto narrativo non identificato mi riferisco ad è un'espressione che hanno inventato i Wuming, no? Per dire che non è un romanzo nel senso, una narrazione nel senso tradizionale, ma è una narrazione fatta di molte, in maniera più sciolta, diciamo così, da certi schemi, insomma. Ah, Un ok, romanzo fatto liberata di... dagli schemi, come se avesse innestato diversi generi. È inclassificabile perché appunto insomma, sono tanti pezzi, a volte che ho creato io, a volte che ho prelevato da altri romanzi o da altri scritti o da canzoni o da pubblicità o da un po' da tutto, insomma. Vabbè, ma Quindi ecco, il collage era esatto, sì, sì, è utilizzata un, da molti. è una tecnica, diciamo, che risale comunque proprio allo spirito delle avanguardie. Insomma. Poi sicuramente l'ho maturata anche perché io mi sono occupato precedentemente proprio non tanto di questa o quella avanguardia, ma proprio di ciò che unificava, del senso delle avanguardie, insomma, delle avanguardie storiche. Quindi deriva un po' da lì. Critico d'arte, però peccato, nostro malgrado, che questo tuo libro alla fine mi pongo sempre da giornalista, non ce la faccio. Non ce la faccio, però peccato che questo tuo libro non presenti proprio la natura da critico, del critico, eh? Questo libro Di infatti quale stai parlando ora? Di quello di che oggetto? sciogliete le rime, sciogliete le rime. Certo, perché è una raccolta di poesie, e E ti quindi sei attenuto al tema poetico, che tra l'altro io ci ho visto anche e soprattutto la riflessione storica, sociale, è un libro sì, impegnato, è un libro abbastanza serio. Io l'ho visto attraversare dentro di me, ancora adesso nel leggerlo provo una certa difficoltà, perché è lontano dal mio stile, ma riesco a capirlo quello stile. È come se fosse uno stile che mi ricorda esperienze che ho vissuto, che però adesso non so emulare. Io non sono critica, non ho la critica nel verso, non so se ci hai fatto caso, invece tu hai la critica, metti la critica nel verso di poesia, io invece la critica non riesco a metterla nella poesia, io vedo la poesia come pura lirica, sì, quindi ho questo, purtroppo o per fortuna, ho questo andamento dello stile come poesia, come pura lirica. Quindi io quando imbarco quella linea, quando mi metto in quella vibrazione, la critica no. Sono più
votata alla saggistica, poi quando devo applicare la critica. Non ho quel verso che è capace anche di muovere la critica. Tu sì, invece. E questo Ma mi piace molto. diciamo che qui c'è critica nel senso che c'è un aspetto anche satirico, come dire, graffiante, ecco, di satira sociale, di satira sulla comunicazione, su certi modi di dire, di pensare, in questo senso quindi c'è l'ironia, ecco, Però mi certo, ha nel senso che ricordato Balestrieri, no? Balestrini, Nanni Balestrini, Balestrini, vabbè, per me Balestrini. è un grosso complimento, però No, non lo adesso tu posso mi stai facendo, accettare. no, ma guarda che tu adesso scegli delle rime e mi stai facendo ricordare tutti i miei anni di studio che ho fatto sulla poesia, che ho fatto la bellezza di 6-7 anni chiusa in casa a studiare, cioè lauree su lauree, e adesso mi stai facendo ricordare tutto perché io ho letto il tuo libro, però ho detto per partito preso non voglio fare la critica. Però effettivamente c'è il verso interrotto, la struttura, insomma, i richiami al verso, quindi il fatto che il verso non finisce mai, insomma, mai il concetto, mai l'ideale, c'è sempre questo come se fosse un enjambment continuo, quindi il rimando anche all'inizio del verso, quindi tutta questa struttura qua io la rivedo un po' in quello che è stata la fine del Novecento, no? Sì. Gran parte, anche Spatola. Sì, e Ah, io, vabbè, ma perché anche perché io con Nanni Balestrini, diciamo che ho avuto un incontro con l'opera di Nanni Balestrini appunto attraverso l'arte, perché io frequentavo e frequento da più di 20 anni, vabbè, il mondo dell'arte, ma in particolare a Balestrini era legato quando era vivo e anche adesso alla Fondazione Morra di mm, Napoli. Mi ricordo una sua mostra del 2003 a, quando la Fondazione Morra era a Palazzo dello Spagnolo e mm. c'era vabbè, un allestimento con opere d'arte di poesia visiva e poi ci furono anche dei reading e allora lì mi ricordo che tra gli altri reading, cioè tra i reading mi colpì molto eh, queste poesie di Balestrini in cui lui sviluppava tutta una serie di frasi a partire da una parola, per esempio leggere, per esempio, non ricordo leggere, ma sono passati più di 20 anni, oppure qualche altra parola. Sicuramente battaglia, guerra, o qualcosa del genere. Insomma, sì, questa cosa mi colpì molto, infatti io poi già da allora cominciai a scrivere delle cose che però non solo non ho mai pubblicato, ma sono andate pure perse negli hard disk che si sono cancellati, insomma, parlo di... E Sì, poi, dimmi. sì, mi stai facendo ricordare proprio cose studiate e cancellate in questo momento. Non scrivo una recensione di poesia che sono anni, Stefano. È come se avessi un'altra vita. Adesso se mi dici fai 4 squat, te li faccio. Devo riprendere un po' in mano tutto lo studio. È come se avessi una laurea che però adesso ho perso. Non mi ricordo più niente, Ma veramente. quello è come l'allenamento fisico, no? Quando uno lascia un po', Sì, poi deve la stessa riprenderlo. cosa, anche se comunque quello che hai imparato è sempre la stessa cosa, nel senso che tu alcuni schemi ce l'hai dentro, al di là dei nuovi poeti che sono contemporanei, che usciranno, che io non ho studiato, quindi penso che siano tutti più giovani di me, però quelli là che ci hanno vissuto, ci hanno attraversato, quelli della nostra generazione, vivi o morti, li conosciamo. Una volta che li hai imparati è per sempre, un po' come guidare la macchina, un po' come prendere la patente e andare in bicicletta. Quindi tu li hai studiati, hai decodificato quegli schemi e quindi li riconosci a memoria. Il verso lo riconosci sia come profumo, sia come forma, come tutto lo riconosci a chi fa capo. Non so, a me questo mi viene spontaneo. Apro un libro, quindi vedo naturalmente a chi appartiene come linea, perché è un gioco da ragazzi. Nel momento in cui tu leggi poesie in continuazione per un periodo della tua vita,
ti viene naturale poi fare le categorie mentali. Lo Le interiorizza, costellazioni familiari, no, loro le chiamano le costellazioni, i critici parlano di parentele, di costellazioni, è evidente perché proprio l'assetto del critico, l'assetto della critica è proprio quello di creare le connessioni tra le famiglie. Eppure noi che siamo in connessione abbiamo scritto 2 libri diversissimi che però si incontrano e si incrociano. Sciogliete le rime. E tra l'altro Campanotto è anche lui un tuo immerso editore, è stato nella un tuo editore. nell'arte poesia, poesia arte. Mm. Campanotto, perché Sì, lui fa sì, sì. mostre, si occupa spesso di questo, quindi vogliamo un attimo entrare proprio nel vivo del libro. Sì. Sciogliete le rime. Eccolo qua. Qui cosa hai da dirci? Beh, sciogliete le rime, Perché questo allora, titolo? sì, Tra l'altro, ascolta, però io lo devo dire perché c'è chi ci seguirà e poi sì. commenterà di Napoli e a Napoli si dice sciogliecano, cioè nel Ah, senso Sciogliecane, sì, certo, c'è pure la sciogliecano, cioè canzone Napoli si dice scioglicani c'è pure la quando canzone degli Alma Megretta. però c'è dov'è il link? Ah, aspetta, dopo lo condividiamo. Però se vanno giustamente Maria Pia ha detto dov'è il link? Un attimo. Allora, se a Napoli hai una situazione difficile o comunque succede qualcosa di brutto, di strano, subito si dice sciogliecan, nel senso che si presuppone che qualcuno abbia i Doberman o che ne so, i cani più adatti al combattimento. Ho detto Doberman, non si offendano chi ha il Doberman, per dire i cani un po' più votati al combattimento, no? Alla difesa o che ne so, i pitbull, e allora scioglie i cani perché i cani si prevede che afferrino l'invasore, afferrino il nemico e quindi scioglie i cani, però penso che non c'entri niente di riferimento a questo detto napoletano, no? No, vabbè, il riferimento chiaramente a sciogliete le righe, un po' un ordine militaresco, insomma, però anche se io, come dire, dell'ambito militare c'ho poca esperienza, perché appartengo alla prima generazione che non ha fatto il militare, ne sono anche felice. E sciogliete le rime, in realtà, diciamo, è stato interpretato in diversi modi. Però e a me piace anche che venga interpretato in diversi modi, però le rime per me sono semplicemente un sinonimo della parola versi, cioè nel senso che i miei versi sono rime, sono sempre rimati o comunque con assonanze o con consonanze, hanno sempre un ritmo legato alla rima o a qualcosa di simile. E allora io nell'ultima poesia, che si chiama proprio Sciogliete le rime, L'ultima? prego? L'ultima? Sì, è Direttamente l'ultima. all'ultima? È Oh, no, no, no. l'ultima, sì. Allora, L'ultima, l'ultima, Cristo nelle vediamo. rime. Eh, ti ricordi? Vabbè, dai, È l'ultima, sì. siamo. Nell'ultima poesia io sostanzialmente è come se chiedessi all'interlocutore, al mio interlocutore, di sciogliere le rime al posto mio, cioè di aiutarmi a sciogliere queste rime, perché è come se io fossi intrappolato in queste rime. In che senso? In alcuni frangenti il fuoco della scrittura poetica, ti prende in maniera così radicale che tu ti senti quasi diciamo in balia di un demone, come posso dire, no? E poi continui a tirare fuori rime, no? Allora tutte queste rime che sentivo nella mia mente, che scrivevo continuamente, pure di notte mi alzavo, appuntavo, oppure Ah, quindi facevo anche a dei te capita vocali, questo. a un certo punto diventa faticoso, perché c'è poi, come dire, c'è anche una sorta di frustrazione, perché la poesia, la poesia per me è vicina chiaramente alla vita, no? Mm. E però
la poesia nasce per me da una mancanza perché magari lo so che dico una cosa che può sembrare un po' romantica, veteroromantica, però per me è così. La poesia e tutte, specialmente la poesia, il bisogno proprio di scrivere, la scrittura nascono dal tentativo di colmare una mancanza. Però d'altra parte, nel momento in cui colmi questa mancanza, tu derealizzi la poesia, cioè la metti sulla carta, però la porti fuori dalla vita quotidiana, perché la tua mancanza resta. Quindi sciogliete le rime era una sorta di auspicio a non scrivere più, perché nel momento in cui io non avessi più bisogno di scrivere, dovrebbe significare che la qualità della mia vita è superiore a quella attuale. Non so se ho reso bene l'idea. Sì, assolutamente, anche perché il mito di, insomma, della mela, la metà della mela, anche l'amore è figlio di povertà, no? Povertà e mancanza, desiderio, quindi è anche il desiderio, è chiaro, il vuoto vuole il pieno, si cerca sempre qualcosa perché se ne ha il bisogno, quindi sì, è abbastanza evidente che tu esprima questo desiderio della poesia come desiderio di colmo, il desiderio di qualcosa che ci colmi e anche l'aspirazione spirituale in ognuno di noi, perché siamo esseri Assolutamente. spirituali, ma la maggior parte di noi non fanno di queste riflessioni spirituali. E le persone si trovano a pensare allo spirito, quindi anche alla psicologia, andando dallo psicologo o leggendo, la maggior parte legge, però chi non legge, chi non ha l'abitudine di leggere, è difficile proporgli una riflessione poetica, parliamoci chiaro, molto molto difficile. Anche se la poesia è fruibile anche attraverso la pubblicità, la televisione, i mass media, oggi quindi anche Instagram propone questi Insta poet molto così, molto genuini, molto molto diretti, molto facili. Quindi la teoria della poesia si è applicata a un mondo vario e vasto, però noi ci atteniamo sempre alla poesia che ha a che fare con la letteratura. Quindi la letteratura, la storia della critica, vogliamo leggere un po' questa poesia? Sì, Questo testo? la leggo non dal... Ascolta, ma io vorrei bere, ma tu non hai niente da bere. Vai a prendere qualcosa da bere, perché se sembra brutto che io bevo e tu no. Ti aspetto, vai. va bene, vado. Vabbè, dai, ti aspetto. No, vabbè. L'ultima poesia, in effetti io ho fatto una breve carrellata del libro perché il libro è un libro pieno di poesie, non so se mi potete vedere, è un libro pieno di poesie che ho vissuto bene in queste mie notti insonni, perché non sto dormendo chiaramente, assolutamente. Mi addormento alle 10, alle 3 so come mezzogiorno, quindi ho letto questo libro, è stato anche di ispirazione per i miei libri, poi sono libri ad andamento ispirativo, ispirano, quindi sono ispirati ed ispirano, perché sono libri che sono scritti col cuore, sono scritti con l'anima, quindi ispirano. A me interessa molto la vena di Stefano perché Stefano è critico d'arte, quindi ha tutta quella cultura che a me interessa, il fascino della cultura. Io avevo dimenticato tutto questo, tutti i mondi ignoti che da tanto tempo non frequento. Allora, Sì, ecco qua, no? Stavo parlando del fascino della sì, cultura, no? sì, sì. Che mi sovviene l'eterno, mi sono ricordata che la cultura ha un suo fascino. All'epoca io ero molto affascinata dall'ambiente culturale, molto affascinata dai poeti. Come tu sai, tanti anni fa ho frequentato un poeta Mm. eh, e Posso quindi, fare io una domanda? dimmi. Tu dici tanti anni fa ero affascinata dai poeti, adesso non sei più affascinata dai poeti. Non è che non sono più affascinata dai poeti, diciamo meglio che
sono così preoccupata di sopravvivere e conservarmi che l'esperienza della conservazione è molto più forte di quella spirituale. All'epoca io vivendo con i miei avevo molto più tempo per pensare a quello che è nella piramide nella piramide del virtuosismo umano, no? Nella piramide dei bisogni. Avevo molto più tempo per pensare a quello che andava oltre alla conservazione perché magari c'era meno preoccupazione del conservarsi. Ora che io mi devo conservare, cioè io la mattina se non vado a prendere l'acqua ogni settimana, 12 litri d'acqua, io muoio di sete e mi devo sobbarcare per dire dell'acqua, e quindi la mia vita va più verso la conservazione, più verso un modello di uomo anche che mi possa aiutare proprio a sopravvivere, ad essere forte, a stare con me nella sopravvivenza, piuttosto che un poeta, perché al momento un poeta a cosa mi servirebbe? A niente, perché Vabbè, scusami. questi sono pregiudizi perché i poeti possono essere in tanti modi. I poeti possono, può essere che poi invece proprio un poeta può essere quello che ti fa sopravvivere più di Ci ho altri, no? Poi provato, non di solo pane vive l'uomo del resto. Stefano, E ci ho poi provato, però poi dopo tanti anni sono anche cambiata. Adesso se io ti devo dire che guardo con interesse a un uomo di cultura, no. Te lo ok. dico proprio in tutta onestà. Ma non è detto che un uomo di cultura non possa essere uno spirito pratico, questo lo dicevo, ma in generale. Sì, 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 però se tu mi mettessi, insomma, mi dessi la possibilità di scegliere di poter prendere un aperitivo con un uomo di cultura rispetto che un uomo, che ne so, non lo so, che ha a che fare anche con la moda, io preferirei uno che ha a che fare con la moda. Guarda un po' la testa. Vabbè, Cioè, sono, sono sono passata scelte, sono scelte. dall'estrema profondità all'estrema frivolezza, perché là si parla di mondi così frivoli, così insignificanti, però Insomma, dipende, perché la moda poi comunque c'è una la ricerca. ricerca estetica importante anche nella moda, insomma, anche se poi certo c'è il lusso, c'è l'edonismo, insomma, però a certi livelli c'è anche in altri mondi. Infatti. Comunque, leggo Adesso questa ci poesia. inseriamo nel fascino della cultura invece, un fascino che Eh, riscopro con piacere. Grazie. Allora, sciogliete le rime. Parlamento ameba, ipnotizzato dai gas di un banchiere di cure, ma il fuoco nocivo non gira solo là, avvampa deciso nelle città e nei campi, scava i letti dei fiumi, rende semplice il guado, lo chiamano siccità. Puntuali le fiamme avvolgono i boschi, come ogni santa estate. Hanno la stessa potenza delle armi di difesa, magari preventiva, la stessa distesa di sterilità diffusa. Si apre all'orizzonte. Vi chiedo un favore che non vi so fare. Sciogliete le rime. Stento ancora a dire che le cose di prima non ci saranno più. Sciogliere per poi precipitare in un indistinto, smetterla per vivere senza alcun formalismo, chiudere per meglio, avvertire luce dentro, ma poi resto ancora sospeso al cangiare del mondo che pare ancora prematuro per smettere di sparire. Questa quando è datata? Questo testo quando è datato? Allora, questa è datata, vabbè, il libro è del 2023, però io stavo ancora a Milano, secondo me è dei primi, diciamo, l'inverno del 2022, perché poi nei primi righi, quando si parla del banchiere, il riferimento chiaramente era al Presidente del Consiglio di allora, che era Mario Draghi, insomma. Sì, sì, Eh, comunque il no, passaggio. forse primavera, però primavera del 2022, che poi si parlava anche della siccità che sarebbe Ecco, venuta. questo voglio dire che poi da un lato profetico, anche a Los Angeles, che comunque vabbè.
tra purtroppo si è facili profeti, si è fin troppo facili profeti. facili profeti, sì, Ecco. perché un piccolo appunto anche che ha a che fare, io sempre mi muovo in questa riflessione civile, ma quello che dico io, voi avete delle case di miliardi, c'è chi la casa l'ha mantenuta nonostante il fuoco l'abbia attraversata perché ci ha fatto il rivestimento antincendio, non so che hanno usato, ma se voi avete case di miliardi, 1 miliardo sui 12.000 che vale la casa per dire, fatelo per l'antincendio, che miseria. Tu hai una casa nel bel mezzo di un bosco che è risaputo che prenda fuoco prima o poi, con tutti i soldi che hai, facci rivestimento, allora non ci tenevi alla casa. Certo, uno non può criticare a posteriori perché stai parlando con una che ha sempre avuto un deficit di vitamina D e se ne è accorta a 36 anni. Quindi hai la realtà davanti agli occhi e non la vedi. Però sai, quando uno ha i soldi, la sicurezza è la prima cosa. Lascia che per esempio uno non ce li ha, e vabbè, ma se tu sei miliardario, sei milionario, cioè preoccupati della casa dove vivi, o Ma no? sai, diciamo che poi forse io faccio fatica a identificare, a dare una risposta perché chiaramente il mio estratto conto ha qualche zero in meno, però se proprio mi devo identificare penso sempre che insomma più appunto si è ricchi, sostanzialmente la ricchezza chiama il divertimento, no? La voglia di divertirsi, rilassarsi, per cui insomma il carpe diem, visto che parliamo di poesia, no? E quindi probabilmente Ecco, sono diciamo troppo così, che non sono proprio portati a prevenire, insomma, dice vabbè, chi me lo fa fare, lo faccio un giorno, lo farò, poi non lo so, insomma. Vabbè, Come vedi, comunque devo sì. pure io. Parlavo comunque di quelli proprio che avevano la casa dall'alto valore, no? Questi attori Sì. si volevano preoccupare di fare il rivestimento antincendio con tutti i soldi che hanno speso quelle ville. Vabbè. Bisognerebbe, quando passano dalle tue parti, la prima cosa che gli domandi, se passa qualche VIP, a parte l'autografo, la foto, il selfie, senta, ma No, a me non piace, lo sai, io no, guarda, lo so, sto non mi scherzando, interessa per carità, proprio. lo No. so perché non ti ho mai visto fare selfie con qualche star hollywoodiana, quindi non. Lascia perché non ti sei interessato al mio profilo TikTok, perché io su Ah, TikTok faccio anche delle classifiche che escono le figurine. allora ti Quindi piace? No, ma non è che non mi sono interessato al non ti profilo sei interessato. TikTok. No, non bisogna che mi sento, non ci sto su Entrano TikTok. sul mondo di TikTok e TikTok per esempio è un mondo che fa facile i collage. Quindi esistono delle sorte, come dire, come li chiamano? I trend. Esistono dei trend che mettono in comune vari mondi traslati, traslitterati, quindi su più piani diversi. E ci sono dei trend che associano, tu puoi scegliere, insomma, muovendo la testa, questa è riflessione sociale, che potrebbe essere anche Sì, sì. riflessione poetica. Muovendo la testa tu puoi attaccarti a una figurina di una star. Quindi muovi così e tu fai vedere il tuo like o dislike a chi ti piace e chi no. Io ho sempre preferito Johnny Depp, quindi, come star, dai, nei grandi star. Sì, E perché adesso alla sua età, ma è sempre è un bell'uomo, cioè Johnny Depp ha beh, fatto una carriera, dai, ma sono quegli attori proprio di carriera. No. assolutamente. Johnny Depp e poi sì, poi sto seguendo questi attori così. Ci sono vari attori, tanti attori, che io non ho la televisione, però ci sono. Insomma. Tu Non ho la televisione, ma ci porti i sono canali. tanti attori. Certo. Gli attori Anche starebbero al cinema in realtà, una volta esistevano i cinema, no? no, esistono ancora per chi ci può andare al cinema. Io cerco sempre qualcuno che mi accompagni perché qua il cinema sta a Sinalunga. Però anche il cinema è una forma d'arte, se fatta bene, se di valore, perché no il cinema? Il cinema Sì, sì, perché no, ma no? i cinema come luoghi sono molto, per esempio, hai visto che a Napoli hanno chiuso il Metropolitan,
che Ah, stava nella zona di Chiaia, ci sono state anche proteste, insomma. come mai? Io non Le persone si vedono i film, no, sulle piattaforme, quindi insomma i cinema ah, come proprio hanno luoghi chiuso per mancanza di di. pubblico. Non lo so bene mo qual è il mot sì, comunque sicuramente non è più come prima, no, il cinema. Il cinema proprio come luogo, come sala cinematografica, insomma, ecco. E infatti tu hai detto, poi non ho la televisione, ecco, No, no, parlando di attori hai pensato prima alla televisione e poi ai cinema. E ho rilevato questa cosa. non ho la televisione, però nella mia vita, io adesso ho 36 anni, un attore per esempio Johnny Depp, chi è che non conosce Johnny Depp? Cioè si parla di star, ha fatto la storia dei nostri sogni, perlomeno io ero adolescente e quando dicevi Johnny Depp, cioè, tremavano tutti, quindi cioè, ci sono degli attori che sono evidentemente storia, non puoi prescindere per dire Johnny Depp. Allora io devo dire Sharon Stone per la Sharon parte Stone, eh. per Sharon Stone, ma certo, ma le grandi attrici, no? Le grandi attrici che hanno penetrato gli inconsci collettivi. Adesso si stanno proponendo con i mass media, si stanno proponendo, perdonatemi, riflessione sempre sociale, questi influencer da quattro soldi, mamma, ma che cazzo, si direbbe a Napoli, influencer da quattro soldi, non sanno fare niente, niente, non Vabbè, sanno assolutamente fare sono nulla, non sanno fare niente. Se li metti a recitare, che te lo dica a fare? In televisione c'hanno il modello della scimulella che ride, la scimulella proprio, la scimulella. E il fatto ancora più triste è che vedo che in questo modello della scimulella, cioè la scema buona a nulla, semplicemente carina e scema, sta diventando come una sorta di archetipo della bellezza, cioè non la Barbie, perché Barbie comunque racchiudeva in sé una certa estetica, la Barbie era qualcosa di candido a modo suo, qualcosa di inviolabile. No, no, sei una Barbie. Invece in questo senso loro non sono per niente Barbie, anzi sono volgarissime, utilizzo del corpo volgare, sbagliato, esempi volgarissimi e sbagliati, però proposti come modelli di bellezza a tout court, cioè modelli di bellezza proprio da seguire, no? Sai, Lo le nuove sai, poi ci sono tante Barbie. Se tu hai visto il film di Barbie, c'è la Barbie stereotipo, la Barbie. Com'era quella? La Barbie. Mi viene Panca Bestia, ma non era Panca Bestia, era la Barbie Stampa, insomma. Quindi ma anche le Barbie, insomma. è molto difficile che una persona di Milano possa capire Panca Bestia, però dai, Non si usa ci siamo, a Panca Milano Panca Bestia. Bestia. Non lo so, io sto 5 anni a Milano, non me ne sono accorto di questa cosa. Loro capiscono, per esempio, un milanese può capire Panca Bestia che significa. Ma secondo me sì, perché oramai i milanesi sono tutti di origine meridionale. Associa la Forse panca e la bestia, una panca e una bestia. una panca, beh, sì, insomma, non mi Mm. sembra così difficile. Forse non si usa come termine, ma comunque poi Panca bestia sarebbe quella persona, come definirlo il panca bestia? vabbè, insomma, Panca bestia non lo c'è so perché credo comunque non vorrei cadere nel banale, perché poi insomma. no, il panca bestia, non- scritto il punca bestia, certo. individuo in aperto contrasto con le regole e lo stile della vita della società consumistica, spesso senza lavoro né domicilio stabile, dai comportamenti aggressivi e dall'abbigliamento eccentrico Sì. ispirato a quello dei punk inglesi degli anni 70 del Novecento. Vedi, quindi c'è la. No, certo, però anche quelle definizioni possono essere ideologiche. Un punk a bestia magari dice che la definizione è perbenista perché insomma è fatta da un non punk a bestia che non condivide la filosofia, ecco, dei punk a bestia, no? E quindi non, Sì, ma non può queste veramente qua, capire. queste nuove icone, ce ne sono tante, guarda, tante, perché io adesso bazzicando TikTok mi rendo conto che cosa succede a livello mondiale, perché TikTok, per esempio, da poeta è molto utile come strumento. Io prima criticavo
Lo ammetto, mea culpa, criticavo le critiche che facevano i balletti da sfigate su TikTok, volgarissimo. Allora dicevo, Madonna, ma se devi fare un balletto, fallo per bene. Allora, stai su TikTok, fai per bene il balletto su TikTok. Però col senno di poi, mea culpa, lo ammetto, che sono la prima a non riuscire a fare quello che loro vogliono, cioè essere stupida e fare per esempio i labiali, cioè TikTok è il labiale, bla bla bla, esce la canzone sotto. Però per dire che TikTok da poeta mi è uno strumento utilissimo, perché TikTok tramite l'immagine, perché i poeti poi utilizzano il simbolo, quindi il poeta attraverso i segni esprime la sua teoria, esprime la sua teoria intorno all'estetica, intorno alla bellezza. E quindi TikTok mi è molto utile per capire quello che c'è nell'inconscio collettivo. Instagram non tanto, perché Instagram secondo me è più professionale, quindi ci sono le modelle, ci sono i fotografi, Instagram è più professionale, però TikTok prendendo le masse, ma masse stiamo parlando di ragazzini, anche i miei studenti per esempio adesso mi hanno commentato tutti i video per dire però invece di ringraziare che hanno una docente alternativa al passo coi tempi, però questa vetrina mi permette una riflessione più profonda sugli animi per capire, per tastare il polso di quello che sta succedendo, perché prende assai le masse, cioè masse di ragazzini, anche minorenni, tutti quanti su questo TikTok, tutti quanti a provare questo trend. Io quando stavo a scuola c'è stato un episodio che dei ragazzini per emulare un trend si sono fatti del male a scuola, questi trend che fanno le Io ho barchette, capito, pure a me poesia, per dire. si fanno dei graffi, sì, pure a me è capitato di venire a conoscenza di una cosa del Sì, genere, perché questo una fa cosa capire. che diventa virale, insomma. Virale, il termine virale per un poeta è interessante, perché il poeta alla fine è virale, se ci pensi, il vero poeta, Neruda era virale, Alda Beh, Merini, diciamo che vorrebbe essere virale nel senso che di entrare nell'immaginario collettivo, di essere molto virale, almeno se non lui come soggetto, lui come parola. La sua parola deve in qualche modo penetrare influenza, nel profondo, no? Capillare, ecco. Anche se poi Mm? influencer questa operazione, la chiamano influencer. Quindi il poeta, se vogliamo una riflessione sociale, poeta influencer. Oggi c'è vedi la critica che è in me. Oggi c'è l'emblema del poeta influencer. Poi chiaramente, secondo me, questa cosa che sto dicendo è un paradigma che hanno testato già in 40-50 mila perlomeno italiane. Però poeta influencer. Prima si diceva poeta vate ai tempi di D'Annunzio, perché Sì. c'era la guerra, quindi il poeta che cosa faceva? Penetrava gli inconsci collettivi e l'inconscio collettivo era legato alla paura della guerra. Oggi noi viviamo la guerra, la vediamo attraversare, vediamo delle immagini di sangue crudelissime, di una crudeltà che è proprio inimmaginabile e la gente ci passa sopra, cioè la gente ci passa sopra perché bisogna andare avanti. Quindi anche il concetto di guerra, di pace, ai tempi del poeta influencer è tutto diverso, ma veramente è cambiato tutto. Questo entriamo in un discorso enorme Ma tu sulla. l'hai citato nel tuo libro, il discorso alla fine è quello, perché Sì, tu sì, la guerra, sì, anche perché comunque cominciava non la guerra in Ucraina, ma l'attuale ultima fase della guerra in Ucraina, perché insomma già c'erano dei movimenti prima e quindi insomma l'ultima parte, se non sbaglio, si accenna un po' a questo, l'ultima sezione. sì, Eh, vediamola. Dimmi dove. e, perché sì, ci sono queste qui. Il bello è giunto, che poi gioca un po' con Puoi dire che pagina, Bibeta? pagina 191. E ci sono 3 poesie che la stessa scioglie le rime, ma poi c'è di aria in aria e paci finti che si rifanno al fatto diciamo all'inizio di Puoi dire per questo la di questa pagina? nuova.
allora, pagina 191 inizia la sezione, poi 193 c'è di aria in aria, e Paci Finti è a pagina 195. No, diciamo meglio, dall'ultima Il bello è giunto, ma come ti sono venuti questi titoli? Il bello è Allora, il giunto. bello è giunto, vabbè, questi sono sotto diciamo, sezioni. Uno a volte dice quando viene il bello, no? Però il bello gioca con è un po' un riferimento alla parola latina, no? Il bello, la bellum, latino neutro, è guerra, no? Allora è come se avessi italianizzato il termine latino per dire guerra, no? Perché poi guerra invece in italiano credo che derivi invece dalle lingue germaniche, non si trova in latino. E allora il bello è perché a qualcuno tutto sommato, vabbè, un po' è un'ironia dire il bello e invece il brutto, insomma, però insomma l'abbiamo fatto arrivare, se fossimo stati un po' anche un monito sotterraneo, cioè se avessimo vissuto diversamente, forse questo momento non sarebbe arrivato, no? Vuole un po' suggerire una riflessione del genere, però vuole riferire anche però significa anche il bello, cioè nel senso l'ora della verità, l'ora che insomma fino adesso era come dire, ci trovavamo a guardare le altre guerre e invece noi negli ultimi anni abbiamo sempre più avuto paura che la guerra potesse arrivare veramente sotto casa nostra. Una situazione mezza di guerra, insomma, si è paragonata a torto a ragione alla guerra, l'abbiamo vissuta nella fase immediatamente precedente, che era quella della pandemia. E poi il bello anche perché io diciamo la verità, c'è gente che nel profondo tutto sommato gode a vedere ad essere in guerra, insomma, per quanto a parole tutti quanti Ah, dicano certo. che vogliono la pace, No, no, magari invece proprio quelli che godono, parlo dei nostri, delle persone da noi più vicine, non dico quelli gli ucraini che vanno volontari, però molto spesso è un'armate via partite, insomma, quindi eh, ma è l'istinto di morte, no? L'istinto di morte, l'istinto di vita, Nietzsche lo diceva, c'era l'istinto di morte, le persone hanno istinto di combattere, alcune hanno proprio dentro la battaglia. sì, Quindi allora questa è una no, cosa che io non posso capire, forse perché viviamo in un contesto che non è, diciamo, in cui non si combatte con armi nel vero senso della parola. Magari le guerre ci sono lo stesso, ma sono guerre cioè, basate un po' sull'astuzia, sull'ipocrisia, alle armi questo bianche. E però io mi riferivo a un'altra cosa, mi riferivo a chi invece dissimula a malapena una contentezza quando ci sono operazioni di guerra. Insomma, io vedo che tutto sommato ci sono persone che dicono sì, io vorrei la pace, però ma in realtà in una situazione di guerra, tutto sommato osservata, non standoci in mezzo, c'è coltiva una certa contentezza, ecco. il Non problema voglio sta da essere che punto di vista vedi la guerra e quale guerra, perché i conflitti politici hanno proprio natura diversa, quindi ci vorrebbe una riflessione ben più no, ma approfondita. infatti io sto parlando, non La sto facendo riflessione un discorso poetica geopolitico. potrebbe comunque applicarsi a quello che è il versante anche emotivo, psicologico di quello che accade, insomma, con queste vittime. Con le vittime innocenti, i poeti stanno vicino agli innocenti, i poeti stanno vicino i cuori che non hanno colpa. Cioè, quindi il cuore di un poeta è più vicino ai bambini, per esempio, i più innocenti, i In profughi. teoria sì.
quelli che non hanno casa, quelli che vengono buttati a mare per sopravvivere, per conservarsi, i bambini. Il pensiero dei poeti va ai bambini. I bambini. In teoria sì, Donne e bambini. perché i Bambini poeti, diciamo che nell'immaginario comune sono legati ad alla una voce dei sensibilità profonda, no? anche Poi se c'è anche anche, dimmi. anche se nella storia italiana abbiamo avuto poeti anche che volevano la guerra, tipo, che ne so, vedi D'Annunzio Vabbè, all'epoca, perché là la facevano entrare all'interno di una comunque di ideali forti che la erano propaganda la patria, queste cose qua. il futurismo. Poi però questa è comunque una visione diciamo discutibile, romantica, nel senso che io conosco anche poeti contemporanei che invece dicono il poeta è come un ingegnere, nel senso che la poesia, sì, per carità, sì, da una parte può essere veicolo di sentimenti, queste cose qua, però è anche una ricerca sul linguaggio, una ricerca proprio sulla parola, quindi la parola come materiale, il Sì, dove dei suoni, ecco, e quindi al di là, ecco, uno stile. dell'aspetto, sì, al di là dell'aspetto emozionale, romantico, no? Contenuti, stile e È struttura. Contenuti, l'importanza del significante, ecco. l'importanza sì anche del lettore individuato come lettore poetico. Che lettore poetico ti immagini? Tu che lettore poetico ti sei immaginato? Ovviamente noi immaginiamo quelli a noi contemporanei, i poeti a noi contemporanei, e invece no, mi sono immaginata proprio il chiunque al mio libro, veramente, Ma diciamo che io forse, ecco, uno dovrebbe ricordarsi quando scrive delle cose, a parte che comunque c'è un certo quid poi anche ovviamente non dico di eterogeneità ma di differenza, no? Non a caso suddivido in sezioni, in sottosezioni come lo vogliamo chiamare, però diciamo che ci sono forse ecco due tipi di lettori principali che mi immagino, quelli che magari si divertono e solidarizzano su certe cose che scrivo e quelli a cui dà fastidio. E quelli a cui dà fastidio di solito magari per un fatto a cui danno fastidio certi pensieri, certe frasi, certe provocazioni, e però molto spesso magari non fanno buon viso a cattivo gioco, perché poi insomma non sempre c'è non sempre c'è l'amicizia, non sempre c'è l'onestà difficile, il lavoro dei poeti è veramente molto difficile, veicolare quello che dovrebbe dire veicolare quello che dovrebbe dire un bambino, una mamma, un anziano, un innamorato, veicolare le voci è difficile. Comunque il ruolo del poeta è difficile. Va bene, comunque stiamo parlando della poesia, quale mi avevi detto di aprire? No, se parlavamo di guerra, cioè, ecco, per Qual esempio era? Quale? Ecco. Sì. Pacifinti l'avevi preso, il bello è giunto, Paci finti, sì, vediamo. vogliamo leggere questa. E Sì, questa pure è legata appunto a quella fase che mo ricorrono praticamente 3 anni, quando ci sarà il marzo del 2022, no? sì. Allora, Pacifinti, anche questa in realtà è una forse ambiguo il termine, perché poi insomma ognuno dice che l'altro è un finto pacifista, no? Le varie fazioni. Io Mh, ho un'idea su questo e emerge forse da questa poesia, mh. però fino a un certo punto, perché poi certe idee si devono andare anche a scavare nella poesia, perché altrimenti non ha senso parlare di poesia, ma altrimenti diventa un articolo un manifesto, un articolo di giornale, non so, Ho una capito, presa sì. di posizione Comunque deve politica. essere poesia, perché altrimenti non E avrebbe deve sen anche un po' rovesciare gli occhi, ecco. mh. Allora, Pacifinti, uomo atlantico,
uomo pacifico, macio pacioccone, pacifista a senso unico, atlantista a doppio senso, plancia di droni, soggetto plenilunico, paciere di pancia, pax euroasiatica, bombardamenti maieutici, bullismo educativo, bruxismo H24, recitativo parlamentare, corridoi mannari, eroe recidivo, erotico fracido, fradicio, l'ho detto l'ho Nascita, hai detto male. bene in napoletano. Fradicio, sì. Piacere di guerra per parare la pace. Mh. Non siete il 99%, oppure lo siete anche, ma noi siamo di più, perché siamo il 2 del PIL. E voi mangerete Kalashnikov, bombe a mano nei vostri forni e mine nei vostri prati, fosforo nei vostri baci, chimica degli amplessi, perché il virus è sparito sotto le fughe di gas, si è allentato il distanziamento coi volatili di sganciamento. Può ben piovere per sempre se si tratta di fuoco. Disidratata è ormai la terra, dalla Lombardia al Mozambico. Seccano i letti antichi, aspettando bombe d'acqua. L'emergenza climatica subisce un rallentamento. Se l'autonomia energetica si fa nuovo memento. Facciamo la pacina sul bordo del divano, ci stringiamo la mano, imbevuta di gelosa polvere antigenica. Il diavoletto vive in una fortezza, l'angioletto in una casa candida. Il diavoletto e l'angioletto. Mi è piaciuta Tu questa. pensa che fortezza in realtà è Cremlino significa questo, no? Fortezza. Casa Candida, Casa Bianca. Sì. Sì, questo testo mi ha colpito anche quando l'ho letto diverse volte il libro. Vorremmo leggere qualche altra cosa in riguardo al tema della guerra. E un po' questo sono le cose che c'ho Mh. nella guerra, nel senso, qui c'è Spostiamo un'altra. l'asse. Mh. Mm? Spostiamo un po' l'asse, perdonami. Sì, magari spostiamo. Allora, si sente un po' la mia stanchezza arrivata a questo perché stanotte non ho dormito, non lo so perché, ho fatto dalle 3 fino a stamattina che non ho assolutamente chiuso occhio. Allora, semi di battaglia, leggiamo un po'. Cosa hai da dire Semi di di questa poesia? battaglia. Sì, Mh. aspetta, lo devo cercare. Oh, Semina è fede più che speranza. In ciò che non si vede, il seme va a fondo nel buio del solco, lo inghiotte e non resta che attendere il tempo, irrigando né troppo né troppo poco. Questa soglia mi è ignota, contemplo fisso, non stacco la mente e non germoglia niente. Le stagioni sono fratte, il maleficio antropico le ha rese tutte pazze, distolgo il pensiero e devo stare attento a non dimenticare potenza impercettibile, potrebbe trasformare sostanza corruttibile che lascia al suo posto un corpo di luce. Credevo fosse il tempo, ma non è ancora giunto. Non getto via la vanga, non depongo il rastrello, rimango sul campo della buona battaglia perché non conosco altro che quella. ti ringrazio che hai letto tu, perché poi è bello sentire altre voci, insomma, perché poi è un po' come, un po' anche come la musica, no? Per certi versi. Una cosa è la partitura e una cosa è Timido. l'interpretazione, no? Che può Tu essere sei timido, ci sempre. sono dei poeti che si impostano quando devono leggere, il riferimento è puramente casuale. Ma se tu hai conosciuto dei poeti passati, quando gli dici: "Vuoi leggere una poesia?" "Certo." Impostano. No, però, insomma, mi piace la musicalità del tuo verso, mi piace, lo conosco. Io ho scritto delle poesie del genere in un libro che si chiama Re dei Messini, che ha critica, è un po' saggistico, cioè ha a che fare con le regine, con la regina di Saba, è proprio tutto un altro impianto rispetto a questo qua che è pura lirica, è lirica, no?
Quindi mi piace tantissimo questa voce, la riconosco, la attraverso, mi piace proprio tanto. Ma dell'amore? Qui? Dell'amore, Lezione bah, sull'amore. dell'amore, l'amore è un tema un po' Posto. problematico. Forse c'era qualcosina, avevo più raccolta precedente del 2021 Quale? di Io ce le ho qua. Altre... no, come si chiama? Terrestri d'adozione. Mm. C'era Amante Mattarella, per esempio, no? Che era una sorta di dedicata non ad una sola persona, ma a tutte le Le donne. persone dell'altro sesso che un po' nel corso, che ho incontrato nel corso dei miei anni e che ti fanno un po' stancare, insomma, ecco, non vorrei apparire misogino o cose del genere, perché magari, Vabbè, ma è magari chiaro, la colpa era pure più mia che... è chiaro che l'età della disillusione, del cinismo, per arrivare alla nostra età soli c'è qualcosa che non va, quindi uno si deve lamentare. Sì, 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 vabbè, diciamo che però è ironica, insomma, non vuole essere, non si deve prendere collera a nessuno, insomma, ecco. Obbligo e Eh, azione. Obbligo è obbligatorio, non facoltativo. Ti obbligo morto o vivo. Obbligo o verità. La verità è che è un obbligo e l'obbligo è la verità. Hai proprio bisogno di un bagno di realtà. Mi sento molto obbligato a dirti che hai sbagliato, a non sentirti vincolato all'obbligo di non sbagliare. Sei obbligato ad avvalerti dell'obbligo di obbligare. Sono obbligato a colpirti e a farti molto male. Dove credevi di andare? Non hai visto l'obbligo? Forse sei strabico oppure proprio cieco? Il guaio è proprio questo, non ti sei sentito in obbligo di fare un tale gesto. Obbligo di frequenza, obbligo di firma, obbligo di residenza, obbligo di stigma, obbligo del cittadino, obbligo del celerino, non ci vedo, obbligo di amuchina, oblio del lontano, oblio del vicino. Stop. Vabbè, Le nuvole allora, sullo sfondo sicuramente c'è il periodo pandemico, le chiusure, vabbè, obbligo di amuchina, no? E quindi questo, l'averlo vissuto poi anche in un posto... assolutamente uno scherzo, non è assolutamente uno scherzo, anzi, Oh, ehm, bello questo verso, mi piace molto. Io quando mi alzo i capelli vuol dire che c'è qualcosa dentro di me che fermenta e ah, mi piace tanto. Mi piace tanto questo verso, mi piace tanto questa formula, la trovo. Io ho sperimentato una cosa simile in corsivo, ma lontanamente, perché il mio obbligo, per esempio, è quello ancora di parlare dell'amore. Io sto ancora, insomma, il mio motore è l'amore. Quindi diciamo che questo obbligo qui di cui parlo è proprio invece nasce proprio da una mancanza di amore. L'obbligo di distanziarsi, l'obbligo di fare delle cose per non disturbare l'altro, no? Quando l'altro diventa un nemico, per cui tu devi stare a una certa distanza, non ti devi mettere in mezzo, no? Eccetera. Questo è il contrario dell'amore, quello è il no? disamore, quello è il disamore, non è l'amore. E Quello è il dis appunto, è il contrario dell'amore, che Quindi sono poesie del disamore? Le definiresti poesie del disamore? secondo me sì, diciamo che però il disamore comunque reclama magari una mancanza di amore, una mancanza ma di amore non solo di amore, diciamo, di coppia, In una effetti mancanza di amore per il prossimo, ecco, l'arete, la carità. L'arete è un'altra cosa, la l'arete Caritas, sì, esatto. Non la, è non la, non la, sì, di carità nel senso anche cristiano, se vogliamo. dai, diciamo qualche altra cosa intorno al tuo libro, poi passo un po' rapidamente al mio. Sì. Dai, Vabbè, siamo da 1 ora.
da un'ora a parlare Certo. di libri. Se è questa la diretta, non saprei se è questa. No, questa sono io. Forse esce dopo su YouTube. Dopo che abbiamo... Non Io, lo tu, so. tu sei colei che tu sei la regista di tutto Perché in ciò. questo momento penso che esca su YouTube che siamo in diretta, non lo so, poi dopo condividiamo nelle varie fasi. Bene, bene. Bene, Diciamo qualche altra cosa per dare un paradigma di questo libro ai posteri, a chi ci vedrà. sì, hai Ai, posto. ai posteri, guardo. Ma diciamo che allora, sicuramente sono tante le tematiche che poi si susseguono, le tematiche appunto, alcune le abbiamo già dette, per esempio sono sì, la guerra, ma più non tanto la guerra vissuta, ma la guerra come viene percepita, insomma, chiaramente nel nostro mondo. Un'altra tematica, l'abbiamo detto, è la vita nella pandemia, nel mondo pandemico, fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, e un'altra sicuramente è la tecnologia barra il lavoro, quindi l'alienazione della tecnologia e del lavoro, e in particolare anche il lavoro mio, che è anche il tuo, che è quello di Non sono, docente. ma non sono Prego? alienanti, non sono per niente alienanti, perché tu Ho quando detto il tu lavoro mio che è anche il tuo, poi ognuno lo vive a modo niente suo. alienante, il professore non è un lavoro alienante, anzi, i miei studenti minorenni che non potrebbero assolutamente andare sui social non fanno altro che commentarmi. E brava professoressa, sempre così, queste cose qua. Ultimamente mi hanno definito, non lo so, utilizzano delle parole questi ragazzi, parole nuove, termini nuovi. Aspetta, sottona, una cosa del genere. Professoressa, ma lei è sottona? Cioè me l'hanno detto più di una Che ragazza. significa sottile? Sottona sarebbe quella, penso, Mm. non lo so, non ho mai Non cercato sul gliel'hai serio. domandato? Sottona, non lo so, cercherò. Sottona penso che sia tipo l'esemplare di donna che sta sotto, che succube di un uomo, ma se noi andiamo a vedere la definizione di passione, passione è stare in uno stato comunque di secondarietà, passione è sempre subire una passione, quindi tu quando sei appassionato subisci l'altro, non sei padrone, non sei lucido della passione. Diciamo che non è che la condizione ideale, però ognuno c'ha. La passione è trasporto, ingenuità, è fiducia, la passione, no? Poi bisogna vedere anche in che contesto ti hanno detto che sei una sottona. Professoressa, ma lei è una sottona. Che significa sottona? Che cosa vuol dire sottona? Chi o che ha atteggiamenti di sottomissione nei confronti di qualcuno per cui prova una forte attrazione. Ah no, ma guarda che c'è, è una definizione vera. Io credevo che Ma l'avessi insegnata loro. Chi o che ha un'ossessione o passione smodata per qualcuno o qualcosa. Professoressa, ma lei è sottona. Va bene, sì, da poeta sì, devo per forza essere sottona. Quindi ho trovato un modo per spiegarglielo ai ragazzi. Poi, ovviamente, non ti dico che vabbè, cosa ho passato, i libri con i ragazzi, non ti dico, perché io poi, avendo TikTok, il loro motore in un modo o nell'altro. Quindi mi venivano a dire, professoressa, ma professoressa, io ho chiesto ai miei genitori chi era Franco Battiato, perché io ho cantato la canzone di Franco Battiato, ponimi come un sigillo, tutti quanti che Battiato è un grande, a me nei genitori, una riflessione culturale sulla musica ce l'ha. Poi, professoressa, ma che significa? Mi hanno fatto una tarantella che non hai idea sul corpo santo, mamma mia, sono andati a vedere sui corpo social. santo. Che tarantella mi hanno fatto, ma questo no, in tutte le scuole in cui sono andata è successo qualcosa. Professoressa, ma che cos'è il corpo santo? Ma lei ha un corpo santo? Perché io avevo detto, ognuno di noi ha un corpo che chiaramente è un corpo santo, volevo dire il corpo mistico, essere Sì. un solo corpo, un solo albero, una sola vita, dello stesso trancio, tutte queste cose, no? Tra il mistico, il religioso e il poetico. Professoressa, ma che significa un corpo santo? Un corpo santo, non lo so, è un periodo che mi hanno tormentato questa cosa del corpo santo. Vabbè, quello poi, diciamo, sono Più piccolo espressioni peggio che è. vanno di moda, e lo facciamo anche No, noi, no? Quando andavamo guarda, a è scuola. terribile, però da un lato ci vuole coraggio, ci vuole molto coraggio. Io riconosco di essere coraggiosa, quindi non è fatto, il professore non è allineante per niente perché i ragazzi fanno tutt'uno col professore, non capiscono che la vita privata è una cosa
e l'insegnamento è un altro. Io quando sto là ti devo insegnare la lezione, quindi tu non devi tormentarmi a vedere su Google io che poesia ho messo, perché mi è capitato pure che ci sono stati ragazzi, professoressa, ma lei ha scritto che lei è Los Angeles, è California, è Istanbul, ma che significa? Cioè loro non sanno manco dove stanno questi posti, sì, glielo vai a dire, dove sta Istanbul, dove sta Los Angeles, non lo sanno sulla cartina. Ma che significa? Poi vogliono capire cose che non hanno le basi per capirle, quelli là piccoli piccoli. Invece i più grandi hanno un'autorità diversa, chiaramente, per esempio insegnando, tu insegni pure tu al liceo. Al Sì. liceo ragazzi, cioè io ho insegnato agli stessi ragazzi, li ho avuti sia alle medie che poi alle superiori, ma i ragazzi in 3 mesi, per esempio, i 3 mesi degli adolescenti sono 3 anni per gli adulti, cioè li vedi proprio cambiati. Alle medie sono quanto a me di altezza, ma al secondo anno di superiori i ragazzi li vedi, cioè sono il doppio di me. Io li guardo così, i ragazzi, cioè, ma che passate? Sono passate manco 6 mesi, che è successo qua? Più, come dire, se Una crescono crescita, molto, vanno chiaramente. più. Poi i ragazzi, quelli, Stefano, comunque le mamme sono quando a me, le mamme hanno l'età mia. Si parla di ragazzi. Alle Se mi volte sì. sposavo all'epoca a 20 anni, io mo tenevo un figlio, quando tenevo un figlio, Da età scolare. eh, Ma io comunque volevo solo, perché un figlio anche di questo 16 discorso anni, se mi sarebbe sposavo a lungo. 20 anni, tenevo un figlio di 16 anni, mo. No, Sposavi dipende perché sposarsi non significa necessariamente ma fare tu figli. capisci che se io facevo un figlio a 20 anni, mo tenevo un ragazzo di 16 anni. Io Ragazzi di potevo 16 anni. tenere un figlio già maggiorenne, da poco potevo essere nonno, La che ti devo riflessione di dire. quando li guarda questi ragazzi, potrebbero essere tutti i miei figli. Poi, professoressa, ma lei, quando dicono queste cose, loro si rendono conto dell'estrema distanza, perché comunque c'è una distanza abissale tra me e loro. Gli anni fanno distanza, cioè perlomeno io li No, avverto più vanno tantissimo. avanti, sì, più c'è distanza. Cioè io Comunque, all'inizio sentivo meno distanza, adesso ne sento di più. no, io la sento la distanza, i ragazzi sono giovani, cioè pure i ragazzi di 18 anni, c'è un abisso. Poi ci stanno anche i ragazzi di 21-22 anni che però si propongono come riflessione adulta, quindi si inseriscono in questa vita, a forza si vogliono inserire, poi quando si inseriscono dice ma no, mi sono inserito, ma che faccio? Per anni lottano per inserirsi, in Dopo tutto. avresti voglia di fare un viaggio nel tempo, di tutto sommato. Ma no, No, io volevo solo dire una io piccola adesso cosa. i giovani li guardo, Stefano, i ragazzi giovani li guardo, Eh, non giovani d'età scolare, giovani che per esempio, ne so, 25-26 anni, cioè mi capita, cioè li guardo. Ma com'è possibile? Io ho sempre criticato riflessione amichevole da bar. Io ho sempre criticato, mi devi credere quando è vero Dio. A Napoli si dice non sputare in cielo che ti torna giù. Perché io ho sempre criticato quelle donne che avevano i compagni più giovani e ho sempre detto sono delle egoiste perché gli rubano la vita. Io ho sempre detto perché una donna più grande, di 15-16 anni più grande di un uomo, gli rubi la vita perché quello non c'ha esperienza, deve fare esperienze, deve sbagliare, cioè tu poi che cosa sei? Una mamma, un'amica, che sei? Un amante, che sei? vabbè, E intanto vabbè, non sputare diciamo in che è cielo. anche una questione non solo di differenza di età, ma proprio di età. Nel senso che se se hanno compiuto 18 anni, in No, teoria vabbè, sarebbero in grado di intendere e di volere, i quindi diciottenni, i diciottenni sono i miei studenti, che fa? Il diciottenne non lo guardo, però grande vabbè, che si però. propone da uomo, perché poi da donna che è stata sola da tanti anni. Macron si è sposato la sua maestra elementare, che cos'è? Quindi, Poi quanti anni di eh, differenza c'hanno? e infatti hanno almeno 20 anni di differenza, si vede che lei comunque è più grande, no? Stefano, mi devi credere, Eh, un piccolo gossip per i nostri amici, il gossip frivolo, perché io sto andando in questa, più cresco e più torno indietro, più cresco e più la testa torna alla frivolezza. Qualche anno fa, avrei detto anche 5-6 anni fa, io guardavo gli uomini più grandi di me, i più grandi di me. Li guardavo, devi credere, anche con interesse,
Per esempio, pure se mi avessero piazzato davanti un George Clooney, io l'avrei guardato con interesse. Ora se mi piacciono davanti un George Clooney penso che è vecchio, totalmente vecchio, in tutto. Perdonami George Clooney, non mi sentire mai, magari sei giovane, non sia mai lui, la compagna, la moglie, chi ce l'ha. Però per dire George Clooney, per dire un modello, no? Se no questi si saltano dei quereli o cose del genere. No, non sono a questi livelli. Però per dire... io prima guardavo gli uomini più grandi, anche con interesse. Sai, quell'uomo, che l'uomo che ti dà quella sorta di, che ne so, avrei guardato anche, per dire, adesso siamo proprio in amicizia, avrei guardato anche quegli uomini facoltosi, ne so, gli imprenditori, quelli che lavorano in banca, sai, quelli pieni di soldi, con le proprietà, cioè mi avrebbero fatto gola e qua ce ne stanno a morire. Cioè, sai, quel tipico uomo che ha fatto tutta una carriera, mossa solo in una casa chiuso, in una casa grande di proprietà, allora tu dici, io sto da sola, cerco un figlio, ho anche l'età perché io tengo quasi 40 anni, allora sarebbe l'ideale per me. Ma mi credi, io Non 5-6 ti anni interessa, fa, no, non ti io interessano più. 5-6 anni fa, ste li avrei guardati perché che ne so, mi sognavo, che ne so, sai, il fatto sposo un uomo ricco perché comunque ti fa fare la signora. E adesso no, perché quello è vecchio, cioè vecchio, cioè non lo so se mi spiego, è vecchio. Io non è che sono giovane, però sono cambiata, sono cambiata, sono Bisogna cambiata. seguire i propri gusti. Il cambio dei gusti, questo è anche una cosa, tu che fai, sei critico d'arte, però il corpo della donna, il corpo dell'uomo nell'arte è importante, anche la riflessione estetica sui corpi è importante. Ecco, io 5-6 anni fa sarei andata pure con uno vecchio, tra virgolette, cosa che non faccio da anni nella mia completa castità, però ci sarei andata se fossi stata corteggiata, come dirti, se capitava l'occasione che qualcuno più grande di me si metteva con la testa e col pensiero di corteggiarmi, certo, no, che mi chiede, vuoi uscire? Sì, temo di uscire, no, che mi corteggiava, che ne so, c'era tutta una storia che magari mi corteggiava, quindi essendo io lenta, essendo io sensibile, ci vogliono i mesi, tanti mesi, però magari da una frequentazione avrei anche frequentato un uomo più grande di me. Adesso no, cioè io non uscirei mai, eppure io ho quasi 40 anni, cioè Non ce l'hai 40 anni, no. ho 36, ma ho quasi 40 anni, quindi Sei sono penso un pochi, uomo più guarda. grande di me ha 50 anni, ma Eh, 50 anni è vecchio, cioè è 50 cambiato, anni è sì, cambiato però qualcosa. magari Allora, quando 45, 46 no, insomma. allora 46 già siamo oltre, cioè vecchio. Ah, No, boh, no. vabbè, Perdonami, sono cambiato nessuno tantissimo. sta col fucile puntato, insomma. No, vabbè, ma no, io non ci esco con uno grande, no. No, adesso no. Ma prima sì, però ti ripeto, a 20 anni, il ragazzo di 30 anni, tu lo guardi, è quello più grande, cioè, sai, il crush si chiama, la chiamano crush, cioè questa nuova cosa adolescenziale, no? L'innamoramento, quello che ti fa battere il cuore, quello che ti fa sentire, insomma, quelle cose nello stomaco. Ecco, a 20 Farfalline, anni, eh? farfalline nello stomaco. Farfalline. A 20 anni quello di 30 anni ci sta. A 40 anni quello di 50 no. No, perlomeno per me. Non ci sta quello di 50. E questo è il dramma grave, perché essendoci questo fatto che ormai un uomo più in là è, allora si torna indietro, si fa un passo indietro. La donna sola guarda quelle più giovani. Va bene. No, è una riflessione estetica, però mi sarebbe mai capitato? Avrei mai detto che questa cosa mi avrebbe attraversato? Io avrei giurato di no, e invece mi è capitato. E nella vita si cambia, che vuoi fare? E nella vita si cambia. E E non lo insomma, so, venendo invece al tuo e questo ci stiamo libro, arrivando. Questo è ecco, un passaggio, una porta per arrivare al libro.
Il libro si contestualizza in questo cambio di gusto, fondamentalmente, perché fammi parlare da donna, oltre che da poeta, un cambio di gusto. Sì, quindi io ho cambiato i gusti, io avevo scritto il libro nelle sue braccia, credimi, nelle sue braccia. Sì, l'ho fatto, però queste poesie poi sono confluite nel nulla, o perlomeno dovrò riprendere, non so che fine faranno queste poesie. Sì, perché ero in quella logica, lo ammetto, ero in quella logica che l'accademico era affascinante, era in quella logica che l'accademico aveva tutto un mondo a sé, quindi l'uomo di cultura, quindi avevo quella logica che il mio desiderio era vivere, cioè le mie visioni, le mie fantasie erano quelle di poter andare a cena con un uomo colto. Allora tu hai una vita davanti, un uomo colto, perché un uomo colto, Stefano, permettimi anche la chiacchierata, però l'uomo colto è un pozzo di scienza, quindi non ti puoi annoiare mai. Quindi io mi Che non è un immaginavo. pozzo di melma. No, vabbè, però un pozzo di scienza, sai, il fascino, no? Anche tu sei colto. Il rapporto con un uomo colto è tutt'altra cosa, un uomo colto che parla la tua stessa lingua, quindi un rapporto di nutrimento dell'anima, cioè un rapporto che tu ti svegli alla mattina con la voglia di coccolarlo, ma con la voglia di leggere, cioè sei tutto un altro mondo, sei in un mondo in cui se tu non leggi 4-5 ore al giorno sei niente. È un mondo fatto di ricerca intellettuale, ma anche di condivisione intellettuale, perché tu parli la stessa lingua, ti capisci, ti intendi, allora fatte non fosse a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Quindi tu ti fai questo accompagnamento insieme nella cultura. Allora io mi ero addestrata a questa visione. Ok, in potenza appresa. Sai, noi siamo insegnanti, in potenza appresa, questa cosa non potrà mai accadere, semplicemente perché penso che non è che abbia vinto un'altra donna a me, penso che abbia vinto la ricerca estrema della conoscenza rispetto a me, quindi conoscenza 1, Sabatina 0. Anche perché le mie capacità seduttive, poi in questo mondo, le mie capacità seduttive basate sul corpo puramente fisiche erano pari allo 0%, perché essendomi addestrata al fatto della condivisione di contenuti, quindi anche dell'amore basato sui contenuti, cioè tu per amare un uomo colto gli devi dare delle visioni, ti dà lui delle visioni e gli dai anche delle visioni, tutto un altro mondo, un mondo fatto di seduzione sulla base di contenuti, seduzione sulla base di evoluzioni spirituali, di profondità, di livelli diversi. Ok, in potenza appresa, gettiamo tutta quella competenza, quello studio che avevo fatto su me stessa per incontrare nella mia vita un uomo colto, facciamo pallottole e buttiamolo. Buttato questo, io ho passato un'altra fase della mia vita dove effettivamente io utilizzo i social. Utilizzando i social, Stefano, mi si è aperta una visione. Io non ho mai guardato un uomo bello nella mia vita. Bello nel senso proprio bello. Cioè, Stefano, tipo i bronzi di Riace. Presenti i bronzi di Riace? Allora, io quando vedevo un bronzo di Riace, anche in palestra, dicevo, vabbè, ma quello è un bronzo di Riace, se gli vai a parlare ti sa dire solo creatina, ti sa dire solo le proteine, poi è il nulla assoluto, cioè plastica. Io ho sempre avuto questa concezione, cioè stiamo parlando da ragazza comunque acculturata, io ero piccolina, già andavo in palestra, quando vedevo questi bronzi di Riace in palestra dicevo, vabbè, ma ci vai a parlare, il tempo di 2 minuti, poi ti fai 2 palle, perdonami, che non finiscono mai perché non avranno niente da dire. Ok, adesso sono passata al desiderare con sincerità ragazzi che non parlano la mia lingua, uomini che non parlano la mia lingua e uomini che non sono colti. Quindi sono passata da un estremo all'altro, dal fatto Quindi di ai bronzi di Riace. sono bronzi di Riace, ma non solo sono bronzi di Riace, ma non parlano manco la mia lingua. Beh, l'abbiamo detto, l'abbiamo già detto. Quindi, cioè, siamo proprio. Che ne fai di Pavese che si innamorava delle ballerine e poi voleva uccidersi perché lui era impotente, no? Lui aveva dei problemi dal punto di vista sessuale, Pavese, fondamentalmente. Soffriva, quindi non riusciva a finire un rapporto sessuale, fondamentalmente. Questa è biografia perché c'è poi un mio collega che mi ha addestrata in questi mesi, mi ha fatto leggere diverse biografie, diversi saggi, quindi
sono andata anche nei dettagli. Pavese aveva questo tipo di problema, quindi lui si innamorava delle ballerine bellissime, che te lo dico a fare, puntualmente le ballerine lo mollavano anche per questo piccolo handicap e quindi che ne fai di Pavese? Anch'io, come Pavese aveva le ballerine, io ho i miei modelli, c'è poco da fare. Quindi, però intanto sorridi perché la prendo così e in effetti cosa devo fare? Cosa devo fare? Ce n'è uno per ogni, però sono cosmici, cosmici. Ho visto, ho notato che si interpongono alla storia in modo cosmico, perché poi hanno un grosso seguito. Sono trascinatori, sono carismatici, alcuni di questi poi negli anni ci sono diventata amica. Quindi le mie fantasie, che ti devo dire, sono disturbate da varie e complesse influenze. Perché poi, sì, pensa a una donna sola chiusa in casa, stimolata, iperstimolata continuamente da queste fonti, fonti ispirative, poeta, cioè con la riflessione simbolica, allora hai fatto centro. Cioè, quindi io, soprattutto quando sto a casa, sto nel pieno delle mie possibilità ispirative. Ma che te lo dico a fare? Cioè, si buttano le possibilità ispirative, perché poi chiaramente avendo anche io sviluppato forme di sensibilità diverse da quelle che potrebbe sviluppare una donna nella società, perché io sto chiusa dentro, non posso fare niente, non c'è niente qua. Non c'è il cinema, non c'è un kebab, non c'è niente. Prima sono scesa col cane, ho incontrato il mio amico al bar, c'era un'anima viva. Giustamente lui ha detto, ma anche Brice l'hai schifata, che l'hai fatta scendere a fare che non c'è nessuno. Quindi io, l'intelligenza mi ha fatto, la capacità di adattamento mi ha fatto sviluppare delle capacità anche di sensibilità diverse. Quindi effettivamente io con questi ragazzi entro in connessione profonda, cioè in connessione profonda. E le connessioni profonde psicologiche, emotive, cioè attaccano anche il sangue, cioè tu cambi. Quindi non è per niente uno scherzo. Questa storia che io scrivo è attraversata nel sangue, non è per niente uno scherzo. Sono evoluzioni molto, molto importanti per me, molto, molto, molto. Sono incontri, alcuni direbbero di spiriti affini, affinità elettive, no? Gate, affinità elettive. Sono affinità elettive e il fatto che siano così, da un lato così impossibili e da un lato così possibili, cioè uomini che non parlano la tua lingua, a volte più giovani di te, in un posto sperduto che tu non ci sei mai stata. E come mai escono questi inconsci così rocamboleschi che alle volte io poi ci trovo anche delle riflessioni nella storia dell'arte. Perché escono queste cose? Semplicemente perché io rispondo alla mia chiamata di essere poeta e semplicemente perché il Signore adesso mi tiene destinata in casa da sola, quindi è nel destino, è nel mio compito osservare, insomma, osservare questi destini, incrociare questi destini. Questo libro quindi è dedicato, ha passato varie fasi. Dopo l'uomo colto, che te l'ho detto, in potenza ha preferito la ricerca a me, devo pensare, non si sa, non si è capito, però c'è questo passaggio, il fatto che questi ragazzi, questo ragazzo, cioè, mi ha iniziato a stimolare. Quindi, Stefano, io mi sono messa a dieta, cioè, mi preparo adesso, quando mai? Io tengo delle foto su YouTube, su Facebook, su Google, dove sembro una befana. Adesso mi rendo conto che sembro una befana. Non mi curavo, non mi curavo. Mi curavo quel 10% rispetto alle mie possibilità. Adesso io la mattina e la sera metto la crema, mi faccio i massaggi, spreco tante ore per il corpo, cioè mi ha indotto a potenziare il corpo, a potenziare le mie capacità anche seduttive, a imparare a sedurre realmente in dei modi che non siano intellettuali. Quindi questo da un lato ti fa più forte di carattere, da un lato però ti fa più cinica, perché poi impari a sedurre, quindi cacci delle armi, però vedi che poi c'è tutto un mondo così spietato e così competitivo, soprattutto le ragazzine più piccole, non hanno alcuna pietà verso di me, perché io faccio de novo,
non seguo alcuno schema. Loro è facile che vedono i miei sbagli, vedono i miei vestiti, vedono le mie mosse, poi le replicano a migliorare. Si mettono d'accordo con le agenzie, con i fotografi, cioè loro corrispondono a un sistema, cioè sono cose abbastanza gravi. Loro vedono quello che faccio io e puntualmente il replicarlo, la trascrizione sta nell'essere migliore di lei. Questo è il loro obiettivo. Si parla di ragazzine di molto più piccole di me. Quindi manco la bontà d'animo di dire Madonna, ma questa donna sola, povera Crista, di quasi 40 anni, chiusa in una casa che si dà da fare nel senso che per dare, per dimostrare, per essere poeta nella società, quindi si mette anche in ridicolo. Cioè cerchiamo di capire e approfondire la psicologia di una donna. No, sono spietate, stupide, ignoranti e a Napoli si dice mucusella, proprio mucusella, Stefano, mucusella, incapaci di riflessione, stupidissime, ragazze senza spiritualità, senza tradizione, senza anima, di una stupidità proprio abissale, ignoranti e stupide. A volte anche i sistemi educativi e la formazione gioca in ruolo, ma veramente ragazze stupidissime, senza alcun rispetto per gli altri, senza alcun rispetto delle donne più grandi, perché io sono più grande di loro anche a volte di 20 anni, di 10 anni, niente. Comunque, questo è adesso tutto il mio universo. Da questo mio universo c'è una scappatoia che è spirituale ed è mistica e che è vera, da cui nasce l'ispirazione di questo libro, ed è una riscrittura del Cantico dei Cantici, il Santo dei Santi. Accanto a questa riscrittura ci sono delle varie sezioni, eh, delle varie sezioni. Oh, che è uscito qua? Ah, si è fatto blu. Delle varie sezioni che noi abbiamo pensato poi di dividere così, cioè l'editore Stefano che ha pensato di dividere così, perché te l'ho detto, in principio c'erano poesie che erano Quindi una scansione che hai deciso insieme all'editore, insomma, di come sì, di come una- dividere il libro, sì. Allora, il libro c'ha la prefazione di Pasquale Vitagliano e la postfazione di Giampaolo Mastropasqua. Quindi è un libro abbastanza importante da questo punto di vista perché anche loro gli danno una rilevanza, Ste. Comunque loro erano d'accordo a scrivere una nota a un libro del genere perché si parla di una riscrittura del Cantico dei Cantici, non è uno scherzo. certo, Cioè, e poi dici, è un libro già, come dire, nella Bibbia è un libro che per poco non è stato dichiarato non canonico, insomma, eh, perché insomma è un libro un po' anomalo rispetto sì, è un alla libro erotico, parla proprio del connubio sessuale, cioè è un libro sì, pieno di intriso di erotismo. Comunque ovviamente ci sono diversi livelli di lettura, però anche sì, simbolica, sì. Io poi ne ho studiate varie, sto facendo uno studio, cioè proprio tipo una tesi di dottorato, perché poi io andando a scuola a Montepulciano, là, come tu sai, o se non lo sai te lo dico, ci sono le suore di Sant'Agnese, Sant'Agnese da Montepulciano, una santa proprio di Montepulciano. E nella chiesa c'è ancora il corpo della santa e là ci sono le suore, suore dell'ordine domenicano, fanno capo ai domenicani, la croce domenicana, no? Bianco e nero. sì. Andando ogni mattina lì, pregando questa santa, che stiamo ancora a pregare se questo libro lo realizza, per piacere Sant'Agnese, prego anche per Stefano. E niente, loro un giorno, non lo so, io vidi questo libro, ce l'ho qua, sul Cantico dei Cantici. Aspetta un attimo, allora questo libro qua ad esempio, no? Questa è una riflessione del Cantico dei Cantici, fatta proprio, vabbè, sia come catechesi, poi capirai, adesso sto facendo proprio uno studio dottorato tra antropologia, pedagogia, teologia, banalmente catechismo, quindi non ti dico il libro a quali porte mi sta aprendo. E anche questa riflessione, per esempio, mi ha molto educata proprio sui sentimenti. Io a 36 anni ho ancora bisogno di essere educata sui sentimenti, su quello che è la passione erotica, cioè su quello che è la gioia dell'amore, l'istinto dell'amore,
la decisione di appartenersi, cioè, e adesso metto un attimo la faccia. Il punto è questo, che io a 36 anni sto imparando delle cose che io non ho mai saputo intorno all'amore, pur non avendo io una storia d'amore. E mi sto educando e secondo me mi sto anche formando, perché la formazione è continua del poeta. Il poeta è in continua formazione. Ho imparato tante cose, Ste. Ho imparato che, per esempio, l'amore viene anche dall'ingenuità. Cioè, c'è una buona dose di ingenuità per amare qualcuno, perché è un grosso miracolo riuscire ad amare qualcuno veramente. E c'è bisogno di una buona dose di ingenuità. Senza ingenuità, cioè l'amore si preclude gran parte della gioia, quindi diventa una riflessione cinica. Un farsi compagnia, ma un farsi compagnia senza quella genuinità dell'innocenza, dell'ingenuità. Io sono arrivata alla concezione che quando si ama si è anche tanto ingenui, perché dare fiducia a un'altra persona richiede molta ingenuità. E c'è bisogno dell'ingenuità. Un uomo che mi dà la libertà di essere ingenua e so che non mi pugnala e non mi incula, cioè è già un passo verso il sogno, verso il Diciamo miracolo che della... Ah? bisogna aprirsi, bisogna Sì, avere ma il coraggio di essere vulnerabili. Ah, ok, mostrare il fianco, essere vulnerabili, quindi per una donna essere anche quel tipo di ingenuità creaturale che ti mette più vicino alla gioia, no? All'essere bambini. Quindi il piacere della meraviglia che dà l'amore. Cioè tu quando ami qualcuno è perché vuoi essere meravigliato continuamente da quell'amore. Non è che ami qualcuno perché magari Dio, non lo so, ci stanno tante circostanze, però eh, è vero che una donna a quasi 40 anni per fare un figlio con uno, come dice lei, dovrebbe comunque accantonare tanti degli ideali romantici per affrontare la vita reale e cercare effettivamente di accomodarsi a qualcuno, è chiaro. Però c'è anche un limite perché poi un figlio è frutto dell'amore. Quindi e cioè, quindi non si fa col primo che capita, certo. è assolutamente, assolutamente meglio starsene da soli. Però in queste riflessioni che sto muovendo, in questa riflessione che sto facendo, c'è anche il fatto che sto iniziando a pensare che è molto più probabile che un uomo che faccia sentire una donna libera di essere fragile, libera di essere ingenua, libera anche di essere se stessa, la se stessa più creaturale, è un uomo che ha vinto da un certo punto di vista, perché un uomo severo, severo, veramente, autorevole fin troppo, severo fin troppo, Autoritario, più che autorevole. autoritario fin troppo, insomma, saturnino fin troppo, severo, no? Quegli uomini c'è e fa che le dichi perché tu devi essere psicologicamente legata a me, poi vedi che le cose ti vanno bene. Oh, cioè, fino a un Allora certo punto. non sei una sottona, allora. Sono una sottona perché loro dicono sottona come appassionata. I ragazzi dicono sottona per dire appassionata, no? E quindi, cioè, sto facendo tante riflessioni, Ste, per la mia vita che mi servono a crescere. Questo libro mi sta aiutando tanto, tanto, tanto a crescere. Ciò che io ho scritto mi sta aiutando tanto, tanto, tanto. Sono poesie che ho scritto soffrendo tantissimo per un ragazzo che io ho amato, chiaramente. E per ora si sono trasformate quelle poesie, quindi anche gli stessi versi ho visto che da una passione all'altra saltano, perché sono universali, quindi penso che funzioni così anche per i lettori. Beh, diciamo che io ho letto avevo già letto altre, per esempio Corsivo, l'ho anche recensito, no? Sì. Qualche anno fa. E diciamo che, vabbè, in questo caso sono parole veramente molto, molto forti, per cui insomma io
che veramente ti fanno entrare in una situazione molto intima, per cui non è facile, insomma, Ad alta parla intensità si viaggia e qua. ad alta intensità, sì, Viva ad alta intensità. passioni forti, passioni anche un po' brutali, no, se Sì, vogliamo. sì, 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 crudeli, brutali, soprattutto dal punto di Brutali, vista insomma, psicologico. Io ho delle animali, ecco, animali. Prima parlavamo di Sì, ma tutto il di campo di battaglia qui è tutto mentale, qui si parla tutto del mentale, non c'è il fisico, quindi è ancora peggio. Cioè, proprio io mi sottopongo, io stessa, mettendomi, insomma, in vetrina, mi sottopongo io stessa a delle umiliazioni dalle ragazze più giovani e a umiliazioni continue anche dalle ipermilionarie, le influencer milionarie, le modelle, le attrici, però io devo avere le palle di fare questo. In questo devo essere un po' virile, devo avere le palle, perché io sono poeta, ho questa vocazione e devo farlo, migliorerò. Però io, guarda, ho le palle e me ne rendo conto di avere le palle, perché io vivo da sola col cane, in un posto sperduto, potrei morire soffocata, nessuno mi fa quella manovra, sai, per vivere. E nonostante questo, non essendo ricca, perché io campo con uno stipendio da precaria, io cerco di mantenere in mano la mia dignità anche come donna, anche come donna, come donna. Quindi in questo posso dirmi coraggiosa. Coraggiosa sì, ma anche stupida perché poi mi perdo in un niente, cioè la vitamina D che ci vo. Tu non riesci a muoverti, non muovi le mani la mattina, ti scricchiola tutto il corpo. Il problema qual è? La vitamina D, che non ho mai preso vitamina D. Cioè lampante la vero. soluzione da biotecnologa, io insegno chimica, no? Biotecnologa, nutrizionista, non mi sono mai reso conto, Ste, che era la vitamina D. Mai resa conto. Eh, Yeah. delle Ma poi, soluzioni. ma poi, detto tra di noi, questo è come il fatto quando uno c'ha il figlio drogato, non se ne accorge che il figlio si droga. O quando c'è il marito, sono estremi, però, o quando uno c'ha il marito che la tradisce, quello non se ne accorge. Io tenevo una vitamina di bassa da chissà quanti anni perché non mangio pesce, proprio davanti agli occhi, non me ne accorgevo che era vitamina D. Per dirti. Eh, Tanto coraggiosa su un fronte, tanto stupida su un altro, ma stupida proprio stupida. la perfezione non è di questo mondo, insomma, tu poi sei anche, come dire, particolare sul fatto che sei molto trasparente, almeno in questa fase, che nel dire certe cose che magari uno terrebbe. Franca come aggettivo, no franca come persona, per carità. Sì, sì. Franca come aggettivo. Ehm, il libro quindi Ste è così diviso. La prefazione di Pasquale che salutiamo. Abbiamo detto che volevamo fare una diretta, ma la facciamo dopo che esce il libro nuovo suo. Dal lato del marito, questa silloge che cos'è sto rumore? Ok, questa silloge comunque sì, affidata alle visioni anche proprio del marito, inteso come cattolica cristiana, il marito e moglie, cattolica da cattolica. Poi scritte da lui per me, sono delle poesie che ho ipotizzato con un Lio maschile. Ah, però aspetta, non si vedono le persone qua, non ci vediamo io e te. No. Questo è Ok. particolare, no? Questo fatto che tu in qualche modo ti vai a disidentificare Mm. nel tuo io femminile e ti vai invece ti provi ad identificare in un io maschile, se ho ben Sì, sì, sì. capito. Io riesco a leggere il pensiero di un uomo in questa fase. Non mi dire come faccio. Giustamente uno, quindi tu dici ho maturato Questa sensibilità, ma per sì, no, fortuna hai maturato questa sensibilità, ma al di là della sensibilità, poi tornando alla poesia, dicevo faccio, perché io per esempio non so se saprei farlo a mia volta, delle nulla ti Madonna, non una cosa sapevo. del No, genere, non vabbè, ci ho io mai pensato, non mi ha mai. ormai Però tu dici io lo posso fare perché chiaramente ho talmente studiato la psicologia maschile che. ma perché il campo è tutto mentale, il mio problema è il corpo.
Cioè a me manca proprio la prova pratica. Allora, se io dovessi fare un test mentale, datemi 100, 100 sulla mente, però l'atto pratico sarà bellissimo quando poi starò con un uomo, perché poi c'ho questo livello di competenza che io ho sviluppato, no, in memoria di una geisha, no, questo livello di competenza, di seduzione che poi nell'atto pratico deve, cioè, tanti anni di mentalità deve poi avvalersi di un potere. Quindi io mi sento di aver conquistato un'arma sia della compenetrazione psicologica, anche della comprensione del mondo maschile, della seduzione, però mi serve il pratico, il concreto, che poi chissà se avverrà. Spero di sì. Quindi ci sono queste poesie, perdona, mi sembra che le faccine non si vedono, ma qual era quella? Ah, questo qua. Ci sono queste poesie dal lato del marito, scritte da lui per me, poi c'è il cantico degli amanti, questa sezione, il primo poemetto, il secondo poemetto, si segue proprio il cantico della Bibbia, fino al quinto poemetto e poi la postfazione di Gian che salutiamo. Tu non li conosci ancora, non hai No, incontrato? lui l'ho già, Mastro Pasqua lo conosco, sì. Giampaolo, sì, sì, sì. L'ho incontrato 2 volte, anche di meno di un anno fa a Benevento, che anzi lo saluto Lo vivamente, salutiamo. poeta che Quindi apprezzo. quelli Siamo alla insieme in una fine. pubblicazione, che eravamo 4 di noi, Libri blu mi pare si chiamino, di Valeria Serofilli, insomma sì. Ah sì, Valeria, io l'ho recensita Valeria, si sta a Pisa Valeria, qua sta. Sì, esatto. Sì, Ste, alla fine le poesie le ho lette dappertutto, le ho lette sui social, le sto leggendo, quindi i testi li conosciamo. Io direi che sì, quello che avevo da dire è che sto seguendo anche queste riflessioni che hanno a che fare anche con la psicologia, antropologia, tutto quello che ha a che fare, il mondo dei sentimenti, quindi riflessioni sui sentimenti. Mi sono imbarcata in questa prova che a 40 anni dovevo fare, dopo 10 anni, 10 anni e più di poesia, perché dai 20 anni ai 36 sono 16 anni di poesia, dopo 16 anni di poesia nemmeno tu che ti chiami Saba, nemmeno vuoi fare una rilettura del mistero della regina di Saba? E allora sei un incapace come poeta. E invece l'ho fatto perché era dovuto, lo devo Ogni fare. cosa al suo tempo, Lo devo come dice fare. un altro libro della Bibbia che è il cuore. Infatti. E quindi Ste, penso che possiamo chiuderla sta diretta Sì, è perché che abbiamo abusato sì, perché di adesso 2 ore di vanno a priori perché questa qua non è su Facebook, questa è su YouTube. Quindi adesso su eh, YouTube non c'è, verrà condivisa dopo. E sì, Ste, penso che abbiamo dato molto, eh, perlomeno ci siamo versati tanto in questi 2 libri. Che sarà, whenever we be, è una citazione di una eh, canzone. Che sarà di noi non si sa. Siamo lo scopriremo vivendo, visto che Lo facciamoci del scopriremo solo vivendo. Io poi quando a Napoli si dice quando mi venga abbevuto inizio a cantare, traduciamolo. Quando proprio c'è l'ansia, lo stress, proprio sai, quelle cose è in cima ai capelli, allora si dice quando mi venga abbevuto, cioè quando proprio sei a livello di colmo, allora canto. Una Che mi buona idea. Va bene, e allora ha fatto piacere affacciarmi una bella nel senese, insomma, quando ti attraverso trovi qua, quando ti trovi a passare qua? magari con piacere, io prima ci passavo spesso, Ah insomma, sì? Da anni fa, giù devi insomma. andare a Milano. No, no, prima, Perché? verso in Toscana andavo spesso, vedevo molte mostre tra Firenze e Siena, insomma, poi vabbè. Per le mostre. Te ne parlerò in privato, insomma, che io Sì, ma anche perché io ho scritto un romanzo sulla storia dell'arte fondamentalmente, sul mondo pop e sul mondo classico, però non posso dire niente perché sto aspettando di trovare l'editore. Ste. Un libro sono d'arte, ci vuole un editore d'arte. non è detto, eh. Ci vuole l'editore ad Non te hoc, l'ho lo mandato a dirà te. lui. Il romanzo non te l'ho mandato. Parole e Sì, carte. ma non è quello però. Sempre quello, solo che ho cambiato il nome dei personaggi. Ti farò sapere, ti farò sapere. Non l'hai letto?
e non l'ho letto ancora. No, perché io il PDF c'ho un po' un problema, È un però romanzo sul disamore. Sul sul disa disamore, non quello sull'arte. Io Arte, ho disamore, letto Origami, quello l'ho letto. Origami l'ho l'ho letto. immaginato come un film, quindi come una sceneggiatura. Mh-mh. A me piace molto il romanzo, cioè io non lo cambierei e va pubblicato. Vediamo, adesso sto un attimo interpellando le mie forze, le miei numi, i miei poteri. Va bene, Boh. io invece prossimamente un oggetto narrativo non identificato sulla scuola. Ah! Sorpresa! Non si sapeva questo. Ma che cos'è, un saggio? No, no, un oggetto narrativo non identificato. Ah, okay, un oggetto quindi non si sa manco di non sa niente, niente di No, tutto non si ciò. sa, per adesso già ho detto troppo. Va Niente di bene. tutto ciò. Ti volevo salutare la piccolina. Se aspetti la Eh, vado a chiamare. vai, Vedo vai, se prego. dove stai? Serena, che stai facendo qua? Vuoi venire un po' di braccio? Posso? Sì? Stai arrabbiata? Stai mangiando? Che stai facendo qua? Vabbè. Ste, non si fa acchiappare, non si fa acchiappare, Vabbè, non fa niente. non si fa acchiappare perché l'ho vista che Se capito da quelle parti la sì, saluterò. ci aspettiamo, Ste, a braccia aperte qua stiamo, per carità. Ok, Io un pure abbraccione allora. pure a miei amici che si sono trovati qua nelle zone, ho detto venite, poi si vede come organizzarci, ma chi ci viene qua da Scià? Pure i miei amici che sono andati in giro qua quelle zone, perché a Sciano è un po' isolato, non ci sta niente. Vediamo, più primavera, diciamo. Poi c'è Ma poi anche il bello, sai qual è? immagino comunque però la natura in Vabbè, ma primavera. quello qua è patrimonio dell'UNESCO, però il turista va a Pienza, va Sì, vabbè, Pienza, certo. a ma non viene ad Asciano, capito? Poi Vabbè, gemellato il turista che ama itinerari poco battuti. no, allora questo itinerario qua è detto le strade bianche per il Giro d'Italia, questo è. Quindi ci passa il Sì, Giro ma d'Italia, sono Asciano è famoso per il stato. Giro d'Italia, poi per tante altre dinamiche, poi Osdinovo pure qua vicino, no? come? Osdinovo è là vicino? Non so, non ho Vabbè, mai non mi sentito. Però ricordavo. per esempio questa è la strada principale, la Lauretana. Tanto tempo fa la Lauretana era quella percorsa da poeti, dagli artisti, no, la Lauretana metteva in comunicazione Siena con Firenze, sai, Guelfi, Ghibellini, tutte queste storie qua importanti dal punto di vista storico. Poi c'era il mio collega che mi illustrava queste cose perché io non è che sono tanto ferrata. Sì, Ste, Va a bene, rivederci nella vita e a sentirci, va a bene? risentirci presto. Buona Ciao, serata, ciao. buona Ciao. serata. Ciao.